Se me lo concedete, Carlo Brusadin, è un bel casino. A me piace, a me piace così. Scrivo soltanto di emozioni e le strade della vita ne sono sempre ricche. Amo raccontarle e condividerle con gli altri. Questo è l'unico modo per poter dare un senso alla mia esistenza, un dono importante, cui cerco di dare significato e valore ogni giorno. Questa è la frase con cui ho chiuso la quarta di copertina di Strade, questo romanzo che ho voluto scrivere assolutamente autobiografico, perché ritengo di avere la fortuna di poter raccontare la mia vita e raccontare la storia degli altri attraverso le parole scritte, che hanno la possibilità di renderti immortale. Perché? Perché comunque rimarranno anche quando tu non ci sarai più. E sono una persona curiosa, sono una persona che nella comunicazione ha trovato la propria professione e il proprio equilibrio, ma che non si stanca ancora di sperimentare e di ricercare quella che io ritengo essere alla base del rapporto tra esseri umani. Quindi nella comunicazione ho fatto professione, ma ho fatto anche vita. E le modalità per esprimere questo tipo di percorso sono nell'arco degli anni, che ormai sono quasi 30, ecco, come professione, sono diventati un'evoluzione, una sperimentazione, che però mi ha portato negli ultimi anni a diventare maturo per potermi definire uno scrittore. Io ritengo che tutto quello che faccio sia collegato in qualche modo a una professione che io non so definire, io non conosco più gli argini della mia professione. Io sto vivendo anche di scrittura ed è una cosa che mi entusiasma. Devo dire che in tutto ciò che ho fatto negli ultimi anni, questa è la parte che mi sta entusiasmando di più. Quindi il futuro dell'editoria, il futuro della scrittura, onestamente mi manca. Per me è un futuro bello, è un futuro piacevole e quindi io lo leggo dal mio punto di vista. Secondo me la scrittura è terapeutica. La scrittura è un momento in cui intanto devi rimanere con te stesso. Il rimanere con noi stessi ormai è diventato un lusso, perché il ricavare il tempo per noi stessi è il bene più prezioso che in questo momento abbiamo. Allora, Elia è un motociclista, ma Elia sarebbe stato il nome del mio maschietto se mai fosse arrivato. In realtà poi la natura e i percorsi della vita scelgono strade che non sappiamo spiegare. Elia non arrivò mai e in qualche modo però è un nome a cui io ero molto affezionato, e anche mia moglie, e quindi in qualche modo ho voluto onorarlo e celebrarlo battezzando con questo nome un motociclista. Ed è nato Strade. Strade è la storia di un motociclista, ma le strade, la strada dell'asfalto, la strada d'asfalto è soltanto la scusa, è soltanto l'incipit di un percorso che si va a intersecare, che si va a incrociare con le strade della vita, della professione, delle amicizie, delle inimicizie, delle difficoltà, delle fortune. E quindi la vita di ognuno di noi, perché ognuno di noi in qualche modo è un motociclista. Poi lo affronta con i propri timori, con le proprie paure. Io credo Babbo Natale, intanto non è soltanto il titolo di un libro, ma è un'affermazione di cui io sono assolutamente convinto e certo. Babbo Natale nasce come diario di un papà. Io ho avuto la sfortuna di perdere la mamma che era un ragazzino, e il papà purtroppo l'ho perso troppi anni fa. Erano anche momenti di dolore, momenti che non volevo più in qualche modo ripescare, però non avevo fatto i conti con la vita, no? Quindi li avevo messi dentro questa cassapanca, li avevo lasciati lì ricoprire di polvere, fino a quando la vita mi ha regalato due figlie che hanno cominciato a chiedermi chi ero, da dove venivo, cioè fondamentalmente volevano sapere, tra tutti i papà normali, perché gli era capitato proprio uno ridotto così, insomma, quindi ho cominciato a scriverlo perché mi risultava più facile, perché mi risultava più semplice trasferire a loro un qualche cosa che poi avevo, appunto, come dicevo prima, la presunzione che gli potesse rimanere anche quando io non ci sarò più. Perché? Perché io mi sono reso conto che i ricordi personali che avevo dei miei genitori
erano dei filmati che col tempo si sono trasformati in fotografie e hanno cominciato anche a sbiadire, a perdere il colore. Quindi avevo paura di essere dimenticato o di rischiare proprio l'oblio completo. Bene, Grazie, arrivederci, grazie. grazie. Ciao Fabio. Grazie infinite. Arrivederci, Alla grazie prossima. della visita. Alla prossima. Editore Brussi, perché fra tutti gli autori che lei ha seguito con la sua casa editrice in questi anni ha scelto proprio Carlo Brusadini e oggi ci ha portato qui a Montebelluna? Ho scelto Carlo Brusadin perché è il più pittoresco, dove pittoresco intende in senso positivo, è più caratteristico, è anche il più ha della personalità, sa dire delle cose, ha delle cose da dire e le sa dire col cuore. E questo messaggio oggi è passato e l'abbiamo vissuto tutti con grande gioia. Assolutamente passato, è stato un piacere ascoltarlo nuovamente. E anche per noi. Grazie. Grazie.